Buonasera a tutti. I contenuti che vi presenterò oggi, come vi ha già accennato la professoressa Curi, costituiscono parte del mio dottorato di ricerca, una parte della mia tesi di dottorato che feci appunto ormai quasi 15 anni fa. E quello che vi racconterò questa sera è come segue, come è nato e come si è evoluto il concetto di pace nella civiltà occidentale, per arrivare poi fino ai giorni nostri con concetti e principi di interesse globale che riguardano tutti noi. Ma prima di inoltrarmi in questo percorso storico-linguistico, vorrei descrivervi come è nata l'idea di questo lavoro, perché dietro l'idea di questo lavoro c'è un momento particolarmente importante e significativo della nostra università e anche della nostra biblioteca austriaca. Quindi inizierò con questo ricordo. Andiamo indietro di addirittura 22 anni. Nel 2001 il professor Stulfarer dell'Università di Klagenfurt consigliò a questa biblioteca austriaca una mostra sulla resistenza austriaca al nazismo. Il professor Stulfarer era specialista per la storia del Novecento, quindi totalitarismi, le due guerre mondiali e anche appunto la resistenza a questi totalitarismi, con particolare riferimento appunto all'Austria. Nacque così presso questa biblioteca austriaca, presso questa università, una importante mostra di Verborgene Tugend, la virtù nascosta, che era proprio una mostra fotografica dell'Associazione Biblioteca Austriaca in collaborazione con il Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes in Wien, no, dell'archivio documentario della resistenza austriaca che c'è a Vienna. Questa mostra fu corredata ovviamente anche da didascalie, testimonianze. Qui vediamo il catalogo che poi fu curato dal collega professor Francesco Pistolato. E in questa mostra, a questa mostra io proposi a suo tempo anche delle poesie di Eric Fried, che erano particolarmente diciamo adatte a questo tema, ed ebbi così anche la soddisfazione di vedere queste poesie nella mostra e anche nel catalogo. Questa mostra, tra l'altro, viaggiò per tutta Italia, andò fu a Trento nel nord Italia, a Trento, a Verona, e andò anche al centro-sud, andò a Firenze, a Roma, quindi fu una mostra molto importante. E quando il professor Luigi Reitani divenne direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, la mostra fu anche a Berlino, dove riscosse un notevole successo. Avviata questa, diciamo, collaborazione col professor Stulfarer, conoscemmo in quei frangenti, io parlo in plurale perché come la professoressa Curi sa, era direttamente coinvolta in queste vicende. Conosciamo anche il professor Werner Wintersteiner, che tra l'altro sarà qui il prossimo mese con una sua conferenza. Wintersteiner al tempo era docente dell'Università di Klagenfurt per didattica, letteratura del tedesco, ma già al tempo aveva orientato i suoi interessi verso la pace, l'educazione alla pace, verso queste tematiche. Tra l'altro poi nell'anno successivo, nel 2002, sia Stulfarer che Wintersteiner furono in questa università
con loro relazioni, con loro conferenze. Nel 2005 fu organizzata dall'Università di Udine un grande convegno che si tenne tra il 13 e il 15 aprile, che appunto era per un'idea di pace. Io qua ho rintracciato la pagina web di quel tempo. Questa leggo due righe per far luce sull'idea di pace in una prospettiva interdisciplinare, raccogliendo i contributi di storici, giuristi, studiosi di letteratura, pedagogisti ed esperti della cultura della non violenza. E questo è l'obiettivo del convegno internazionale per un'idea di pace, organizzato dal Dipartimento di Scienze Storiche, eccetera, eccetera, in collaborazione con la Biblioteca Austriaca. Insomma, fu un grande evento a cui parteciparono esperti di massimo livello, tra cui ovviamente anche il professor Luigi Reitani, il professor Salimbeni, Gusmani. Parlo di questi docenti dell'Università di Udine, di cui forse qualcuno della mia età forse si ricorda, insomma. Lo stesso 13 aprile nell'atrio di Palazzo Antonini verrà inaugurata la mostra Berta von Suttner. Berta von Suttner fu una pacifista austriaca di cui ricorreva proprio in quell'anno il centenario del conferimento del premio Nobel. Di Berta von Suttner farò un accenno anche più tardi. Nello stesso anno, tra l'altro, nello stesso 2005, Winterstein fondò il Friedenspädagogisches Zentrum, also il Zentrum für Friedenspädagogik und Friedensforschung, quindi della pedagogia della pace, della ricerca sulla pace, dell'Università di Klagenfurt. E, diciamo, consigliò all'Università di Udine, alla Biblioteca Austriaca, di fare altrettanto, di istituire pure un centro che poi avrebbe potuto collaborare con l'Università di Klagenfurt su queste tematiche che negli anni sono diventate sempre più attuali, più urgenti. Fu così che allora, questo è il catalogo di questa la raccolta degli atti di questo convegno, sempre a cura del collega Francesco Epistolato. E qua abbiamo la prima pagina di questo libro, dove risulta chiaramente, no, per un dia di pace è un'iniziativa dell'Associazione Biblioteca Austriaca in collaborazione con, insomma, diciamo, furono tempi gloriosi, a poco per dire, senz'altro questo. Winterstein appunto ci consigliò questo e nel 2007 nacque Irene che un po' era un po' una figlia di questa biblioteca austriaca in un certo senso. Poi, come tutti i figli, era destinata ad andare per i fatti suoi, ma insomma nasceva da contatti, relazioni, discorsi che qui si erano fatti. Dicevamo Irene, vediamo un po', il nome fu scelto dal professor Reitani, che era anche presidente. Vicepresidente fu il professor Salimbeni. Poi, quando il professor Reitani divenne assessore alla cultura del comune di Udine, il professor Salimbeni prese la presidenza di questo centro. Vediamo cosa dice. Svilupperà progetti di ricerca sulla convivenza pacifica tra i popoli e promuoverà la cultura di pace. Quindi studiare le condizioni sociali, economiche, tecnico-scientifiche, linguistiche e culturali per favorire la realizzazione di una convivenza pacifica tra i popoli, con particolare riguardo al territorio dell'Alpe Adria. Tra l'altro fu costituito anche un centro di documentazione sugli studi sulla pace, che ebbe il suo
la sua sede in un bel locale in Vicolo Silio, qua vicino, proprio dietro la chiesa di San Cristoforo. Quello lo tenevo aperto io 2 volte alla settimana, 3 volte alla settimana, anzi 2 orette, e aveva lo scopo, questo centro, di raccogliere tutto il materiale, di raccogliere un database di tutto questo materiale di studi, contributi, pubblicazioni vari, e di metterlo a disposizione degli studenti o anche di chiunque volesse per conto proprio fare delle ricerche. In questo centro documentazione anche Don Pierluigi Di Piazza, per esempio, collaborò. Don Pierluigi Di Piazza diede anche il suo centro, mise il suo centro a disposizione anche per conferenze di Rene. Quindi ci fu una stretta collaborazione anche con Don Di Piazza. Quando Don Di Piazza è mancato, è stato pochi mesi dopo il professor Reitani, molti misero in evidenza, sì, naturalmente questo lutto che coinvolgeva la comunità di Udine, come del resto molto, diciamo, sconcerto, aveva un profondo lutto, aveva suscitato anche anche Reitani quando era mancato. Però nel ricordare prima l'uno e poi l'altro personaggio, nessuno dei media si è ricordato che questi 2 personaggi avevano collaborato all'interno di Reitani, all'interno del centro Rene, scusate. Ecco. Una cosa importante, un'attività importante del centro Rene fu l'università estiva per la pace Alpe Adria, che prese il via e aveva la sua sede a Tarcento come primo anno nell'agosto del 2009. Questo era un progetto che doveva poi proseguire nel 2010 a Klagenfurt e nel 2011 a Capodistria. E a questa università estiva parteciparono appunto studenti della nostra università, studenti austriaci e studenti sloveni che collaboravano appunto in questa attività di seminario, di approfondimento. La lingua veicolare era a volte l'italiano, a volte il tedesco, a volte l'inglese, raramente lo sloveno, però fu un'iniziativa senz'altro significativa e molto ben riuscita. Vediamo cosa dice, ecco qui il documento del tempo. Progetto transfrontaliero degli Atenei di Udine, Capodistria e Klagenfurt, da una cultura della guerra a una cultura della pace nell'area Alpe Adria. È il tema della prima edizione dell'Università estiva per la pace Alpe Adria, che si svolgerà dal 16 al 28 agosto a Villa Moretti. Questa appunto è l'iniziativa, è organizzata dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Pace Irene dell'Ateneo di Udine e via dicendo. Tra l'altro l'artista Tony Zanussi mise a suo tempo a disposizione, mise a suo tempo a disposizione la propria casa, il proprio atelier sulla cima del Monte Stella, proprio nei pressi di Tarcento, la sua casa. Alcuni incontri furono fatti addirittura anche qui. Sì, la cima del Monte Stella non è difficilmente raggiungibile. Sì, in qualche modo, insomma, ci siamo dati una mano a vicenda, io, il collega Pistolato e altri, per portare tutti gli studenti qua su. Nel frattempo io collaboravo, come diceva prima la professoressa Curi, in un team diretto, coordinato appunto dalla professoressa su vari versanti, no? La biblioteca austriaca, l'Österreichische Sprachdiplom,
la scuola di specializzazione per l'insegnamento, avevo diciamo, diversi contatti, diversi rapporti di lavoro con questa università, oltre alla scuola, e desideravo fare un dottorato di ricerca. E a chi mai avrei potuto rivolgermi se non appunto alla professoressa Curi, la quale appunto mi consigliò questo lavoro sul linguaggio settoriale della cultura di pace, che si rivelò un'idea geniale per la quale sono ancora grata, perché permetteva di conciliare la mia formazione linguistica con il mio nuovo campo di interessi. Insomma, in questo lavoro confluivano due parti della mia attività, erano perfettamente consistenti e riuscì ad esprimere entrambe le parti di questa mia preparazione. Che ne fu però di Irene. Voi avete capito quanto investimento ci fu di energie, di idee, di persone che credevano in questo progetto. Improvvisamente vennero a mancare tutti i fondi per motivi di contabilità, non so, non è il compito mio descrivere, diciamo, nei dettagli i motivi. Comunque i fondi vennero meno, non si poté più organizzare niente, anche il centro di documentazione chiuse e quindi Irene si spense dopo che c'era stato tutto questo grande investimento di idee e anche di tempo, perché lavoravamo tutti, diciamo, dedicando il nostro tempo libero per questa cosa. Però, diciamo, nell'amarezza di questo c'è un piccolo particolare che mi piacerebbe così evidenziare. Sulla cima del Monte Stella, dove appunto c'è la casa dell'artista Tonzanussi, sulla porta di casa, non proprio sulla porta, accanto alla porta di casa, e questo tra l'altro è una foto recente, questa è una foto, vedete, del 2022, quindi è una foto recente, dell'estate del 2022. C'è ancora, sulla foto c'è ancora la targa di Irene. Questo mi è sembrato un particolare simpatico di cui per raccontare, insomma. Nel frattempo, però, è subentrata anche un'altra iniziativa che non ha niente a che vedere con la biblioteca austriaca, che però mi ricorda moltissimo l'attività che fece Irene, perché negli ultimi anni l'Università di Klagenfurt ha organizzato sempre un campus universitario estivo, quindi un incontro tra studenti d'estate. L'ha organizzato a Bovec, a Plezzo in Slovenia, si chiama Bovec, ma in realtà in italiano è Plezzo perché viene da Amplezium, si trova in una bella conca nella Valle dell'Isonzo, poco più in là, venendo dal Taglia, poco più in là di Caporetto, e ha organizzato questo campus estivo con università partner della Slovenia, dell'Italia e della Croazia. Il tema comune di questi incontri estivi è stato quello della storia condivisa o memoria storica condivisa, che, come vedremo tra poco, è pure un nuovo importante capitolo della cultura di pace,
la storia condivisa. E io tra l'altro sempre grazie alla professoressa Curi partecipai con un mio corso sia 2 anni fa che l'anno scorso. Vediamo un po' che cosa è la storia condivisa. È un termine con cui si indica un nuovo approccio alle discipline storiche che si prefigge il superamento di una visione nazionale, di una visione appunto anche parziale dei fatti storici, per giungere a una sintesi nei limiti del possibile, ovviamente, per giungere a una sintesi nella quale le diverse parti implicate, per esempio Italia, Austria, Italia, Slovenia, nel quale appunto le diverse parti coinvolte possano riconoscersi e sentirsi ugualmente rappresentate. Quindi la storia condivisa è un modo in cui gli storici si radunano, si mettono insieme e cercano di trovare questi elementi di condivisione sui quali costruire nei limiti del possibile una pacifica convivenza. La storia condivisa però non contempla solo gli eventi bellici, come spesso troviamo anche nei libri di storia delle scuole, no? Gli eventi bellici che più delle volte sono solo espressione di un potere politico, ma contempla anche e valorizza soprattutto quegli aspetti sociali, culturali che hanno dato anche vita a lunghi periodi di convivenza, di pacifica convivenza tra i popoli. Io lo spirito della storia condivisa lo vedo come sintetizzato, meravigliosamente sintetizzato, in alcune parole di un libro di Guido Umici, tra l'altro qui presente, che è pure uno storico molto esperto su questi temi, ha fatto moltissime pubblicazioni con notevoli riconoscimenti in questo campo. E vediamo cosa. Qui è scusate, il corso a Bovec, la slide dell'Università di Klagenfurt, vedete il corso degli studenti di Bovec, di Plezzo Bovec. Vediamo cosa dice Guido Rumici in questo suo testo. La Venezia Giulia e la Dalmazia, terre di frontiera, di incontro e talvolta di scontro, che hanno mutato in meno di 100 anni l'immagine e l'essenza di questi territori, con diversi cambi di sovranità e numerosi spostamenti delle linee di confine, che hanno provocato traumi e lacerazioni in buona parte della popolazione interessata. Sarebbe tuttavia sbagliato ridurre la storia di queste regioni ai soli periodi in cui prevalsero momenti e fatti drammatici, sfociati anche e purtroppo in vere e proprie atrocità, perché l'insieme delle relazioni umane di questi popoli, dei loro commerci, delle loro commistioni sociali e culturali, ha storicamente prodotto anche lunghi periodi di convivenza e reciproco rispetto tra le varie etnie in una terra da sempre plurilingue. Ecco, qua io vedo proprio lo spirito della storia condivisa sintetizzato in modo molto chiaro e molto suggestivo anche. Questo testo qui è tratto dal quarto volume di un libro, Chiudere il cerchio, Memorie Giuliano Dalmate. Tuttavia la storia condivisa non si limita al lavoro, questo lavoro storiografico di cui ho appena detto, ma sono state fondate anche delle proprie vere commissioni storiche miste, con l'intenzione appunto di produrre
dei testi unici, laddove possibile, per quanto possibile. Quindi sono nate delle storie, delle commissioni storiche miste che hanno lavorato, anche il professor Salimbeni ha lavorato a queste, ha fatto di queste, ha lavorato in queste commissioni. Qui abbiamo la relazione della commissione mista storico-culturale italo-slovena, che lavorò dal 1993 al 2001, per esempio. Vedete? Poi prendono esame i rapporti italo-sloveni nel periodo 1880-1918. Questa è anche cultura di pace, perché ovviamente la cultura di pace non è solo andare a dimostrare per la pace, no? La cultura di pace è gettare le basi, per quanto possibile, laddove possibile, di una pacifica convivenza, ognuno nel modo che gli compete. La storia, per esempio, in questo modo. C'è una commissione storica italo-tedesca che si riunì dal 2008 al 2013, ma ci sono anche commissioni storiche, per esempio, franco-tedesche, non ci sono solo in Italia. Oppure qui abbiamo, per quanto riguarda il rapporto tra l'Italia e l'Austria, risultati di un confronto fra i libri di testo di storia italiani e austriaci, nel tentativo di raggiungere, laddove possibile, appunto una versione condivisa. E con questo io ho concluso il mio discorso storico e comincio il percorso storico-linguistico vero e proprio, cioè come è nato il concetto di pace nella civiltà occidentale e come si è arrivati a questi concetti più recenti di interesse globale e naturalmente importantissimi. Scusate che bevo un goccio d'acqua. Nelle antiche società matriarcali preistoriche, quindi siamo addirittura a 25.000 anni, 30.000 anni prima di Cristo, ciò che veniva contrapposto all'idea dello scontro, della distruzione, di quello che poi è stato chiamato guerra, ciò che veniva contrapposto era la fertilità. E questo si tradusse nel culto di una divinità, la Grande Madre, o Dea Har. Dea Har, questo è il nome di questa dea a cui si è risaliti, perché ovviamente non ci sono documenti diretti dell'epoca, ovviamente si è risaliti a questo nome nell'area del Mediterraneo e secondo molti studiosi la parola greca armonia viene proprio dal nome della dea Har. E questa dea che rappresentava appunto la continuità della vita in sé. Era ovviamente un culto ancora amorale, nel senso che non aveva nessuna intenzione morale. E un altro però, un altro simbolo della dea, oltre ad essere questa Venere, che questa si chiama Venere di Willendorf, che è stata trovata in una località in Austria, però è originaria di una zona del Trentino, hanno stabilito così. Un altro, diciamo, simbolo della dea Ra era proprio la colomba bianca, che poi è continuata come simbolo nelle popolazioni antiche, è confluita nel cristianesimo ed è giunta tramite il cristianesimo fino ai giorni nostri come simbolo di pace. Però la colomba bianca è veramente uno dei simboli più antichi, se non forse il più antico in assoluto,
nella storia dell'umanità. Quindi qui abbiamo appunto la contrapposizione del tutto sceva di ogni considerazione morale, per carità, comunque la contrapposizione tra la distruzione da una parte e la fertilità dall'altra, tra la guerra e la fertilità. In epoca greca però si afferma il culto della dea Irene. La dea Irene era colei che concedeva al guerriero il riposo, il ristoro tra un combattimento e l'altro, tra una guerra e l'altra, per poter riprendere le forze per nuove imprese belliche. Quindi da questo momento non abbiamo più la contrapposizione tra la guerra e la fertilità, ma tra la guerra e l'assenza stessa di guerra. Ciò che poi abbiamo chiamato pace. Spero di aver chiarito abbastanza questa cosa. Questo concetto di pace come assenza di guerra si consolida ulteriormente col latino pactum, da cui deriva appunto la nostra parola, un po' diffusa anche in tante altre lingue, come sappiamo. In fondo era un patto, quello che i romani stipulavano con le popolazioni vinte, che dovevano ovviamente sottostare alle loro condizioni, ma era un patto. Quindi si afferma questo concetto di pace come situazione di non belligeranza, semplicemente. Però in questo contesto io ho piacere anche di far presente questo particolare. Oggi il tedesco Friede è un perfetto sinonimo della nostra parola pace, no? Però non è sempre stato così. Il Friede germanico inizialmente era diverso dalla Pax latina. Il Friede germanico indicava il benessere delle persone in un ambito familiare, non aveva nulla a che fare con la politica, con le guerre, era un benessere tra le persone, tra amici. Questo infatti deriva dal germanico antico Fria, indoeuropea. Pria è stata ricostruita, perché sappiamo dell'indoeuropeo non ci sono documenti, è stato da pochi documenti che si hanno, è stato ricostruito un indoeuropeo Pria, libero, vicino, amorevole. Poi c'era la dea nordica, Norrena, Freya, e indicava appunto, come ho detto prima, una pace in ambito popolare e familiare, da cui derivano anche le parole Frieden, Freud. E in effetti non era male distinguere le due cose, no? Un conto è la pace privata, altro è il patto, l'assenza di guerra, no? La condizione di non belligeranza. Sono due cose completamente diverse, che però in gran parte delle lingue non latine, tra cui l'italiano, sono state designate con la stessa parola, ma sono due cose completamente diverse. E questo ha facilitato anche strumentalizzazioni, usi impropri della parola pace, che si sono perpetuati fino ai giorni nostri. Si tratta di due cose molto diverse. Andiamo avanti. Questo concetto di pace, di pax romana, inteso appunto come patto, come situazione di non belligeranza, che uno Stato forte, che uno Stato militarmente forte riusciva a imporre sui popoli conquistati, sui territori conquistati, fu un concetto che si perpetuò fino ai giorni nostri. Sui libri di storia ancora troviamo scritto, che ne so, la pace di Versailles, lo troviamo ancora scritto sui libri di storia, la pace di Versailles con cui si concluse la prima guerra mondiale, ma fu
un patto che aveva già in sé tutti i germi della seconda guerra mondiale. Quindi vedete come proprio fu un uso improprio. Qualcuno, ecco, qualche intellettuale si accorse di quest'uso improprio della parola pace. Per esempio Erasmo da Rotterdam nel suo lamento della pace del 1517, ma io qua sorvolo un po' perché la vera chiave di volta nel pensiero della pace l'abbiamo con Immanuel Kant. Infatti io nella locandina iniziale di questo incontro l'ho messo proprio nel mezzo tra il modo antico, ho messo la Venere di Willendorf, poi ho messo De Irene, poi ho messo nel mezzo Kant e poi ho messo Tolstoi e Gandhi. Non a caso è stato messo in mezzo perché è proprio uno spartiacque il pensiero di Kant, che per la prima volta nella storia capovolge il principio per cui si vis pacem para bellum, no? Se vuoi la pace prepara la guerra, ma afferma se vuoi la pace prepara la pace. Quindi la pace non è un colpo di fortuna, non è un qualcosa che succede casualmente, ma è il frutto di una volontà politica e va preparata. Quest'opera Zum ewigen Frieden del 1795 e qui abbiamo la prima vera dottrina pacifista, anche se il pacifismo in senso stretto non è ancora nato e vi spiegherò meglio più tardi perché. Da quest'opera io ho tratto qualche frase che mi è sembrata significativa, ma tutta l'opera è molto significativa, no? Per esempio, nessun trattato di pace deve essere ritenuto tale, cioè ritenuto trattato di pace, se stipulato con la tacita riserva di argomenti per una guerra futura. In questo caso sarebbe solo una semplice tregua, una sospensione delle ostilità, sarebbe solo una tregua, una pace basata sul grande cimitero del genere umano. Questo lo scrive Kant nella parte prima, proprio nelle pagine di esordio dell'opera. Oppure nella parte conclusiva, dopo aver dato, diciamo, dopo aver fissato numerosi principi di cui alcuni li vedremo più tardi, numerosi principi per come giungere, come preparare questa pace, allora la pace perpetua succederà a quelli che sino ad ora sono stati falsamente denominati trattati di pace. Poi da illuminista che sperava, no? Nelle magnifiche sorti progressive del genere umano, conclude sperabile che i periodi di tempo in cui avverranno tali progressi si facciano in tempi sempre più brevi. Capiamo che tale speranza effettivamente non si è realizzata, anzi siamo andati sempre peggio. Poi un'altra cosa, col tempo devono essere aboliti gli eserciti permanenti, risultando alla fine le spese sostenute per essi, cioè per questi armamenti, in tempo di pace, più opprimenti di una breve guerra. Cioè, noi dobbiamo sostenere delle spese per mantenere questi armamenti e poi alla fine ci inventiamo una guerra per liberarci da questi armamenti. A me sembra molto molto attuale questa considerazione. In tempo di pace, appunto, sono più opprimente le spese di una breve guerra e sono essi stessi causa di guerre aggressive per liberarsi di tale peso. A me sembra molto attuale questo. Comunque dovremmo aspettare la metà dell'Ottocento per vedere i primi movimenti pacifisti.
Ora, Kant, per quanto sia stato importantissimo, proprio una chiave di volta del pensiero in questo campo, non può essere ancora definito un pacifista in senso stretto. Perché? Che cosa hanno di diverso i movimenti pacifisti? I movimenti pacifisti sono movimenti politici, cercano di intervengono nella realtà, cercano di intervenire sull'operato del governo. E quindi è questa la grossa differenza. La pace diventa un argomento politico. Tra i più grandi diciamo, pacifisti iniziali furono proprio i movimenti femministi, perché i movimenti pacifisti furono di varia matrice, pacifismo religioso, l'anticostrizionismo, l'internazionalismo socialista, l'internazionalismo liberale. Ci sono tanti rami del pacifismo, ma quello femminista fu senz'altro alla metà dell'Ottocento, scusate, alla metà dell'Ottocento il più attivo, infatti vediamo Jane Addams, premio Nobel per la pace nel 1931, fondatrice della Women International League for Peace and Freedom, riformista in tempi di crisi sociale, pacifista in tempi di guerra, internazionalista in tempi che vedranno la nascita dei peggiori nazionalismi che la storia ricordi. Jane Addams introdusse il concetto di pace negativa, che verrà ripreso poi nel corso del Novecento da uno dei più grandi studiosi di renologia, che è tuttora vivente, Johann Galtung, ma lo dirò meglio dopo questo. Che cos'è la pace negativa? La pace negativa è la mera assenza di guerra, ma la guerra non è la pace, la guerra è solo una delle molteplici forme di violenza. Forse è la forma più evidente, quella sì, che ci salta più all'occhio, ma in realtà la guerra è solo una delle molteplici forme di violenza. La vera pace è l'assenza di violenza, non l'assenza di guerra. La mera assenza di guerra viene chiamata pace negativa. Un'altra grande pacifista, visto che siamo alla biblioteca austriaca, fu senz'altro Berta von Suttner, che non fu però una femminista in senso stretto, nel senso che non fu un'attivista femminista, non partecipò ai movimenti femministi, fu però una grande pacifista, nel senso che si adoperò in mille modi. Lei era soprattutto una diplomatica, ebbe numerose relazioni diplomatiche, fece parte di organismi internazionali, cioè si adoperò in tutti i modi per scongiurare lo scoppio della prima guerra mondiale e morì nel 1914, poco prima che la guerra scoppiasse. Scrisse questo libro, Giù le armi, ambientato durante la seconda guerra d'indipendenza italiana, e prese appunto il premio Nobel per la pace nel 1905. Ho ricordato un'autrice, una pacifista inglese, una austriaca, quindi di lingua tedesca, non potevo dimenticare Maria Montessori, fondatrice più che altro dell'educazione alla pace. Quindi l'introduzione di questi metodi di insegnamento orientati alla pace, cioè orientati all'assenza di violenza nelle scuole, con i bambini. Maria Montessori la conosciamo tutti. Ora, questi movimenti femministi, pacifisti in generale, erano armati di grande buona volontà, erano molto attivi, però mancava loro
un principio che li uniformasse, un metodo, un modo di agire uniforme. Agivano un po' così, agivano un po' ognuno come credeva sul momento, non avevano un principio che li uniformasse. E chi invece diede al pacifismo un metodo di lotta e un certo inquadramento estremamente valido fu proprio Gandhi. Ah no, scusate, mi sono dimenticata di dirvi che nel 1846 nasce il termine pacifismo, proprio perché ci si rende conto che parole come pacifico, pacificatore, non riescono più a rendere la realtà di questi nuovi movimenti. Per cui le nuove parole quando nascono? Quando quelle che abbiamo a disposizione si trovano davanti a una nuova realtà che non possono più definire, che non, o cambiano significato o estendono il loro ambito semantico, oppure semplicemente nasce una parola nuova. Qui pacifico e pacificatore non corrispondevano più alla realtà politica di questi movimenti e per questo nasce il termine pacifismo. Nasce nel 1846, nasce a dire il vero inizialmente addirittura con un connotato negativo, poi ovviamente un po' alla volta si afferma la positività di questi movimenti. Quando si parla di Gandhi, io adesso non mi soffermerò molto su Tolstoi, ma quando si parla di Gandhi non si pensa che Gandhi ebbe un primo grande maestro che lo seguì tutta la vita. Il grande maestro di Gandhi fu Tolstoi, che scrisse i famosi discorsi contro la guerra. Qui abbiamo l'edizione tedesca del 1920, Rede gegen den Krieg, e con il quale Gandhi si confrontò fino alla morte del suo maestro, no? Quindi lo scrittore russo Tolstoi fu il primo grande maestro del giovane Gandhi, e i due si incontrarono più volte, qui lo vediamo, ebbero anche un intenso scambio epistolare che si protrasse fino alla morte di Tolstoi. Allora, Gandhi fu il fondatore della non violenza. La non violenza non è semplicemente non commettere violenza, anche quello, ma la non violenza è un metodo di lotta, è uno strumento politico la non violenza, è un contrastare la violenza con mezzi diversi dalla violenza stessa. Quindi con Gandhi la non violenza da precetto religioso e pratica ascetica individuale, quella era prima, diventa strumento politico di lotta per la trasformazione della realtà con mezzi pacifici. E non violenza non è che sia un termine che sia sempre esistito, non violenza è stata una traduzione. Gandhi addirittura indisse un concorso per vedere come tradurre il sanscrito ahimsa, non nuocere, non recare danno, e alla fine vinse l'inglese non violence, da cui si derivarono tante parole che si derivarono poi le varie versioni, le varie lingue, anche se la parola non violenza risente un po' di questa iniziale, non iniziale, no? Mi piace ricordare che il tedesco ha fatto invece una traduzione molto più bella, perché Gewaltfreiheit, no, è andato per conto suo, mentre la maggior parte delle lingue ha imitato l'inglese non violence, in tedesco Gewaltfreiheit, libertà dalla violenza, una parola molto più bella. Altre parole di Gandhi invece sono rimaste non tradotte, come satyagraha, sta forza della verità, eccetera.
Italiani che hanno seguito Gandhi sono molti, Ernesto Teodoro Moneta, Maria Montesquieu, no, che hanno seguito Gandhi, no, che hanno seguito l'educazione alla pace, che si sono distinti in questo ambito. Ernesto Teodoro Moneta è l'unico premio Nobel per la pace italiano. E poi abbiamo per esempio anche Ernesto Balducci, cui è dedicato il centro Balducci qui alle porte di Udine. Ora non c'è tempo per soffermarmi su questi, ma allora avevamo detto appunto la violenza si combatte con mezzi diversi, fini giusti devono essere perseguiti con mezzi giusti, l'unità di fini e di mezzi, che tra l'altro c'è anche in Kant, nell'opera per la pace perpetua c'è una pagina dove anche Kant dice fini giusti vanno perseguiti con mezzi giusti, quindi dicendola nel modo con cui si espresse Gandhi, con mezzi non violenti, non più il fine giustifica i mezzi. Il fine giustifica i mezzi è stato un detto che ha avuto purtroppo molto successo nel corso della storia, ma Gandhi capovolge questo. Qual è stata il primo strumento di lotta di Gandhi? È stata la disobbedienza civile, cioè a una legge ingiusta si disobbedisce, però attenzione, non si disobbedisce e poi ci si nasconde. La disobbedienza civile deve essere pubblica e chi contravviene alla legge ingiusta deve andare consapevolmente incontro alle pene previste dalla legge per questi casi, in modo da far risaltare il caso, capite? Perché disobbedire e nasconderti non è questo. La disobbedienza deve essere pubblica. A dire il vero, Gandhi non fu proprio l'inventore di questo metodo di lotta. La disobbedienza civile fu, diciamo, ipotizzata per la prima volta da Henri David Thoreau nel 1849 nella sua opera Resistance to Civil Government, dove lui protestava contro l'ingiusta guerra degli Stati Uniti contro il Messico. Poi questo sistema di lotta fu appunto adottato da Gandhi, da Martin Luther King, eccetera. Adesso vado avanti. Quindi abbiamo visto un percorso, no? Abbiamo visto Kant, abbiamo visto Gandhi e adesso arriviamo ai giorni nostri con Johann Galtung. Galtung tra l'altro è quasi centenario ed è ancora vivo. È stato un sociologo e matematico norvegese, fondatore di questo centro for Violence, Peace and Peace Research. Galtung dobbiamo un grande concetto, un concetto fondamentale. Aspetta che vedo se ho dimenticato per caso qualcosa. Spero di no. Sì, spero proprio di no. Allora, Gandhi comunque fu un seguace Galtung fu un seguace di Gandhi. Ammirava Gandhi e lo prese ad esempio, era un modello. Gandhi riprese il concetto e approfondì il concetto di pace negativa che era già stato formulato a suo tempo da Jane Addams. Nel 1907 l'ho preso e lo approfondì, vado avanti perché sì, se no ho ancora diverse cose da dire, spero di farci un quarto d'ora. Ecco qua. Galtung nel 1969 nel suo Journal for Peace Research formulò per la prima volta il concetto di violenza strutturale, che poi rimase un concetto fondamentale
in tutti gli studi politici e sociologici. Cos'è la violenza strutturale? Ma io penso che si spieghi molto più facilmente facendo degli esempi. Morire di tubercolosi quando non c'era una cura per questa malattia non poteva essere considerato un segno di violenza. Anche i ricchi morivano di tubercolosi. Ma morire di una malattia perfettamente curabile, non dico la tubercolosi ma anche altre, morire di una malattia perfettamente curabile in una società ricca e opulenta e i poveri per la stessa malattia muoiono, questi qua non sono semplicemente più sfortunati di noi. C'è qualcosa di violento, di ingiusto e quindi di violento, perché le opportunità non sono così ben distribuite sul nostro pianeta. Essere analfabeti al tempo, che ne so, nel Medioevo non era un segno di violenza, analfabeti erano anche i re, ma essere analfabeti oggi non è che quello lì poverino è stato sfortunato. Essere analfabeti oggi è che quello non ha avuto la possibilità, è un segno di violenza. Quindi è questa la violenza strutturale ed è anche difficile da combattere perché a differenza della violenza diretta, che presume un rapporto diretto tra un aggressore e una vittima, la violenza strutturale si perde in una lunga serie di strutture, le strutture dell'economia, della società, della globalizzazione, per cui è più difficile risalire, ma il fatto che non sia facile risalire a un preciso colpevole, tra virgolette, non significa che questo non possa essere chiamata violenza, anzi, nel mondo d'oggi, forse rispetto ai secoli bui del Medioevo, la violenza diretta forse anche un po' diminuita, certo, però è molto aumentata la violenza indiretta, la violenza strutturale. Quindi la violenza strutturale si rapporta sempre al momento storico, all'epoca e alle potenzialità dell'individuo in quel contesto. Quindi mentre la violenza diretta è un evento, la violenza indiretta è un processo e la violenza culturale è quello che sta alla base di tutto, l'accettazione di tutto, l'accettazione che questi sono più sfortunati e quindi c'è una questione di cultura questa. Ora che vi ho spiegato la violenza strutturale, può sembrare anche, come dire, ovvio, logico questo, ma al tempo, quando scrisse Galtung queste cose nel 1969, non lo era proprio. Anche grandi studiosi che hanno proprio studiato in precedenza il male, la violenza, come Hannah Arendt, che è stata una grande studiosa, no? Dei fenomeni della violenza, non erano ancora arrivati a formulare questo importante concetto che appunto è la violenza strutturale. Va bene, adesso penso di poter procedere. Sì, quindi penso di poter procedere. Spero di non aver dimenticato nulla. Sì. Quindi siamo arrivati fin qui. Adesso ci si chiede qual è l'ultima preoccupazione, le più recenti, ultime nel senso più recenti, quali sono le preoccupazioni più recenti ora della cultura di pace? In quale direzione sta andando oggi come oggi la cultura di pace? E qual è l'ultimo capitolo? L'ultimo capitolo è una questione che si sta ponendo ormai da alcuni anni
e che non può essere ignorata. La questione ambientale. La questione ambientale è la gestione dell'ambiente, delle risorse della terra, costituiscono ormai un unicum, un tutt'uno, con la questione umanitaria, delle genti che fuggono dalla fame e dalla guerra, capito? La questione dell'ambiente, la violenza nei confronti dell'ambiente diventa violenza nei confronti delle persone che vivono in questo ambiente, è sempre violenza strutturale, alla fine è violenza strutturale, capite? E non è, quindi la violenza nei confronti dell'ambiente, siamo arrivati a un punto oggi che non è meno grave di altre forme di violenza che hanno macchiato la storia dell'umanità. È strutturale proprio perché non presume un rapporto diretto tra un carnefice e una vittima, è una violenza che si perde, no, nelle strutture economiche, sociali, nei meccanismi della globalizzazione e che comunque colpisce tutti, ma in modo particolare i più deboli. Ecco. Per esempio, su questi argomenti vinse il premio Nobel un americano di origine tedesca, Joseph Stiglitz, nel 2001. Vinse il premio Nobel per l'economia, però proprio su questi temi qua, cioè le ombre della globalizzazione. Era la sua opera. E quindi significa che già più di 20 anni fa questo si presagiva quello che stava per accadere. Oggi dobbiamo ammetterlo tutti. E questo sarà proprio uno dei temi, ho fatto vedete, la violenza strutturale, culturale, sì, la violenza palese, quella che emerge, quella che si vede, poi ovviamente invece quella strutturale è quella che sta alle basi di tutto. Ecco. La violenza contro l'ambiente è questo, diciamo, insieme, no, di questioni ambientali, cioè la sostenibilità ambientale non può più essere disgiunta dalla sostenibilità sociale, economica, e questo sarà il tema che verrà affrontato nel prossimo mese di maggio, il prossimo mese, dal professor Werner Wintersteiner, vecchia conoscenza della biblioteca austriaca, che da grande esperto di tematiche ambientali, di tematiche ireniche, da grande esperto di tematiche ireniche, ovviamente anche lui si sta confrontando con questi temi. Io però vorrei concludere questa chiacchierata con una così, riflessione di carattere personale. Allora, dobbiamo tutti cooperare per la pace, non solo i politici, non solo la gente comune, anche gli scienziati alla fine devono essere uomini di pace che cooperino per la salvezza di questo pianeta, non certo per la distruzione. E con la questione ambientale si pone nelle tematiche ireniche in modo sempre più centrale la questione della vita. Quindi sempre più contrapponiamo ci troviamo di fronte a questa contrapposizione, alla distruzione che stiamo operando nel nostro mondo, a cui contrapponiamo la vita. Quindi la pace alla fine è funzionale alla vita. Abbiamo la contrapposizione tra distruzione e vita. Spero che mi abbiate seguito fino a questo punto, perché qua c'è un momento di sorpresa. Ma un momento, sia pure senza nessuna considerazione morale,
no? Senza assolutamente nessuna pretesa morale, ma che alla distruzione si contrappone la vita. L'avevano detto già 30.000 anni fa, capite? Sia pure... Allora a me, questa naturalmente senza nessuna intenzione di insegnare niente a noi, però ci troviamo di fronte a questa contrapposizione nuovamente. Perché a me questa idea mi sembra quasi che abbia una, come dire, un valore profetico, capite? Sono passati 30.000 anni, vabbè, ma in fondo cosa sono 30.000 anni rispetto alla storia dell'umanità? Siamo un frammento di spazio-tempo, un universo immenso che non possiamo nemmeno immaginare. Questa è una mia considerazione personale, una mia sensazione, questo quasi come una profezia. E quindi io concludo ricordando quali sono le finalità dell'educazione alla pace. Ci sono due rami, no? La ricerca sulla pace, che studia le cause profonde della violenza, delle guerre, e l'educazione alla pace. Sono due rami diversi, ma comunque complementari tra di loro. La finalità della cultura di pace, oltre che abbattere i pregiudizi, trovare dei riferimenti etici comuni in una società multietnica e multiculturale, insegnare vie alternative alla violenza nell'affrontare i conflitti, insegnare a riconoscere la violenza, perché anche questo è il fatto, riconoscere la violenza e a contrastarla con mezzi pacifici, alimentare la consapevolezza di una cittadinanza globale e combattere la violenza strutturale e culturale. E con questo io vi ringrazio e ho concluso. Grazie.